Un saluto a tutto il gruppo Soldati Dimenticati i Veneti nell'esercito austriaco. Io sono Riccardo Pasqualin e vi voglio parlare della mia nuova ricerca. Questo volume, Due storie di mare di Vittorio Barzoni, pubblicato da poco, in questo nostro 2023, dall'editrice Elzeviro di Padova. Vittorio Barzoni è stato uno scrittore e un polemista antinapoleonico, antiluminista, nato nel 1767 e venuto a mancare nel 1843. Lui era un lonatese, era quindi nativo del paese che oggi si chiama Lonato del Garda, in passato si chiamava soltanto Lonato, e faceva parte dei domini della Repubblica Veneta. Quindi Vittorio Barzoni è nato suddito veneziano, la sua famiglia era legata all'ordine politico che i veneziani avevano stabilito da secoli a Lonato nella provincia di Brescia. Barzoni ha accolto molto negativamente lo sconvolgimento della rivoluzione francese e ha pubblicato delle riflessioni antiluministe. E poi si è schierato anche contro l'invasione napoleonica in Italia. Quando le truppe francesi arrivano nell'Alta Italia, poi penetrano nei territori della Repubblica Veneta, iniziano a saccheggiare le province. Barzoni è fortemente risentito, vede la guerra civile esplodere anche nel suo paese natale. A Lonato ci sono scontri tra i cosiddetti democratici e i legittimisti veneziani. Poi Barzoni vede l'instaurazione di un governo democratico provvisorio nella città di Venezia e lo sfida con degli scritti di protesta. Tant'è che arriva una colluttazione con il segretario dell'ambasciata francese. Napoleone chiede la sua testa e Vittorio Barzoni è costretto a vivere una vita da esule. Si mette al servizio degli inglesi a Malta, lo fanno diventare un giornalista e lui inizia a pubblicare articoli e scritti contro Napoleone per incitare i popoli del continente europeo alla ribellione, gli spagnoli ma anche gli italiani. Vittorio Barzoni viene ricordato dagli storici principalmente per questo, come difensore della Repubblica Veneta e del suo governo nel momento della sua caduta, strenuo nemico di Napoleone Bonaparte, ma anche un intellettuale che è stato portavoce di istanze unitariste. Lui sognava l'unità d'Italia, che però doveva compiersi in una prospettiva che potremmo definire confederale ghibellina. Lui sperava che venissero restaurati i principi legittimi d'Italia, che si riunissero in un senato aristocratico, in uno Stato sostanzialmente federale organico, e che questo governo arrivasse a eleggere un imperatore e che quindi si formasse un impero italiano. Questa era la prospettiva legittimista dell'antiluminista Vittorio Barzoni. La vita di Vittorio Barzoni però è anche molto altro. Lui ritorna in Italia nel 1815, quando ormai Napoleone è stato definitivamente sconfitto, e solitamente ecco, gli storici quando citano Barzoni fanno finire qui sostanzialmente le sue avventure. Poi noi sappiamo che si è ritirato nella fine della sua vita nel suo paese natale e a Lonato è venuto a mancare appunto nel 1843. Ma in realtà tra il 1815 e la prima parte dell'Ottocento Barzoni ha vissuto altre esperienze importanti che meritano di essere raccontate, e da qui il motivo della mia ricerca, che racconta appunto questa seconda parte della vita di Barzoni, arrivando anche a creare una ritengo io, ecco, insomma, modesta ma interessante panoramica sulla prima parte dell'Ottocento nell'ambiente culturale lombardo. Barzoni ha provato a inserirsi nella nuova vita culturale e letteraria del Lombardo-Veneto. Non era ben visto dagli austriaci, perché del resto lui era stato un servitore dell'Inghilterra e riceveva ancora una pensione britannica. E del resto Barzoni è un legittimista, però è favorevole all'unificazione degli italiani,
in una confederazione, insomma non è visto particolarmente di buon occhio dal governo, è controllato dalla polizia, ciononostante collabora con diversi giornali milanesi e è interessante ricordare una polemica in cui lui si è trovato appunto a dover difendere le sue idee. Nel 1832 Barzoni sul giornale milanese L'Eco pubblica un'esatta descrizione della battaglia di Lissa. Ovviamente non la battaglia di Lissa del 1866, ma quella del 13 marzo del 1811, e ha una polemica con un altro giornalista, Agostino Brambilla, che era un milanese che però si era trasferito a Zara, e a Zara era diventato il direttore, il primo redattore della Gazzetta cittadina, della Gazzetta di Zara. Agostino Brambilla, questo milanese, è stato il primo giornalista di Zara. Parlando della battaglia quindi di Lissa nasce una polemica, ma facciamo un passo indietro, perché la battaglia di Lissa del 1866 oggi è anche molto dibattuta, perché effettivamente è un episodio cruciale del Risorgimento, dell'ultima cosiddetta guerra d'indipendenza, però magari molti non conoscono invece le dinamiche della battaglia di Lissa del 13 marzo del 1811. È una battaglia che è stata combattuta tra la flotta che potremmo definire franco-veneta, perché c'erano navi e equipaggi francesi, ma c'erano anche navi italiane e marinai ufficiali italiani, di cui la maggior parte provenivano dalla Marina Veneta, che si va a scontrare con la Marina inglese, e in questo caso alla peggio vincono gli inglesi. Allora, già nel 1810 la flotta del Regno d'Italia aveva compiuto quella che viene definita la spedizione di Lissa, che è un tentativo di stabilire la supremazia francese nell'Alto Adriatico. Poi, il 13 marzo del 1811, c'è la battaglia di Lissa, perché gli inglesi erano riusciti a stabilire il blocco continentale anche in questa porzione del Mediterraneo e avevano posto una base navale importante proprio sull'isola di Lissa, per cui nel marzo del 1811 la flotta, chiamiamola franco-veneta, salpa da Ancona per andare contro l'isola di Lissa e cercare di prenderne possesso e di sconfiggere le navi inglesi. Gli inglesi però erano già preparati, hanno ricevuto dei rinforzi, erano ben organizzati e riescono a sconfiggere i franco-italiani, prendendo dei prigionieri che vengono portati proprio sull'isola di Malta. Barzoni già nel 1811 aveva pubblicato una descrizione della battaglia di Lissa sul giornale maltese per cui lui scriveva. Poi appunto nel 1832 lui propone al giornale milanese L'Eco questo testo, un'esatta descrizione della battaglia di Lissa, e viene criticato dal primo redattore della Gazzetta di Zara, Agostino Brambilla, che gli rimprovera di aver inserito nel testo delle inesattezze, delle imprecisioni, perché il Brambilla, essendo vissuto a Zara, riteneva di aver raccolto delle testimonianze da gente del luogo che gli aveva dato appunto dei riferimenti diversi rispetto a quello che dice Barzoni, e del resto Zara non è distantissima da Lissa, per cui i pescatori di Zara avevano delle testimonianze e Brambilla ritiene di aver ragione lui, vuole correggere Barzoni. Ne nasce appunto questa polemica che si protrae su più numeri del giornale L'Eco. Alla fine Barzoni ne esce vincitore dopo una serie di scontri che avevano toccato i termini nautici, la grammatica italiana, addirittura si erano beccati sul modo di scrivere. Barzoni gli cita il dizionario e dice guarda che è corretto scrivere così, e poi ovviamente le dinamiche, le testimonianze anche di marinai e ufficiali che ormai erano venuti a mancare, e Barzoni alla fine ne esce vincitore. Del resto era un polemista veramente di ottimo livello, e quindi alla fine vince lui, dimostrando che la sua descrizione era esatta. Del resto Barzoni aveva scritto la sua descrizione basandosi sulle testimonianze e sui rapporti che gli avevano fornito direttamente i marinai inglesi, gli ufficiali inglesi e la segreteria di governo di Malta, e con questi dati ufficiali del governo e della marina
Barzoni doveva informare i suoi lettori appunto scrivendo degli articoli, per cui lui era informato con notizie di prima mano prese dai documenti. Inoltre, quando i prigionieri franco-veneti, franco-italiani erano stati portati a Malta, Barzoni aveva avuto modo di, potremmo dire, di intervistarli, di parlare con loro e di raccogliere anche le loro testimonianze. In particolare ho pensato di registrare questo intervento per il gruppo Soldati dimenticati veneti nell'esercito austriaco, proprio per soffermarmi sulla biografia, sulla figura, sul percorso di vita di uno di questi prigionieri che nel 1811 è stato portato a Malta. Sto parlando dell'ammiraglio veneziano Niccolò Pasqualigo. Niccolò Pasqualigo è nato nel 1770 ed è morto nel 1821. Lui faceva parte di una famiglia che aveva un'importante tradizione marinaresca, come tante altre veneziane, per cui era normale che lui dovesse seguire una vita dedicata alla marina, dedicata a servire appunto la Serenissima sul mare. Poi però ha vissuto appunto tutta una serie di sconvolgimenti che hanno segnato la sua epoca. Nel 1788 lui è a bordo di una nave della flotta dell'ammiraglio Angelo Emo, ricordato come l'ultimo grande condottiero della Serenissima, e qui ha il suo battesimo del fuoco, quindi come ufficiale della Marina veneziana durante una spedizione guidata da Angelo Emo. Quando cade la Serenissima, con il suicidio del Maggior Consiglio, il 12 maggio 1797, Niccolò Pasqualigo si trovava a Zara con la sua nave, con la sua flotta, e qui dobbiamo immaginare il momento concitato in cui si trova, perché i francesi prendono possesso dello Stato da terra, l'Istria e la Dalmazia passano praticamente subito, già a giugno erano in mano austriaca, e il Pasqualigo, come tante navi e come tanti ufficiali e come tanti marinai veneti che si trovavano in Istria e in Dalmazia in quel momento, passa dalla parte degli austriaci, e sotto l'Austria noi lo troviamo nel 1800 capitano di fregata, quindi riceve una promozione ed è integrato appunto nella flotta austriaca. E poi però succede che la Dalmazia entra a far parte dei domini francesi, per cui Pasqualigo passa alla flotta francese. Nel 1810 lui partecipa alla cosiddetta spedizione di Lissa nell'Alto Adriatico che ho citato prima, combatte bene tanto da guadagnarsi l'onoreficenza di Cavaliere della Corona di Ferro, che appunto era una onoreficenza, un titolo concesso dal Regno Italico, Regno d'Italia, che era un satellite dell'impero napoleonico, per cui era passato ormai a essere appunto un ufficiale francese. Poi il 13 marzo del 1811 dalla parte dei francesi lui partecipa alla battaglia di Lissa, viene sconfitto dagli inglesi, catturato e portato a Malta. A Malta come prigioniero lui parla con Vittorio Barzoni, gli racconta le sue esperienze dirette. Barzoni pubblica la prima versione della sua descrizione della battaglia di Lissa, e Barzoni dice che Pasqualigo ha molto apprezzato questa descrizione, tanto che gliene ha chiesto una copia come ricordo personale e anche come esatta descrizione dei fatti avvenuti, per cui Barzoni rimprovera lo sprovveduto giornalista, che era anche molto giovane, milanese, Agostino Brambilla, primo redattore della Gazzetta di Zara, primo giornalista di Zara, dicendogli: guarda, gli ufficiali, i testimoni dell'epoca mi hanno dato ragione, mi sono fondato sui documenti inglesi, sì, non ero presente sulle navi inglesi durante la battaglia perché facevo il giornalista, lavoravo qui a Malta, però ho ragione io, insomma, tutti danno ragione a me, per cui Barzoni alla fin fine ne è uscito vincitore. Tornando alla vita di Niccolò Pasqualigo, lui rimane prigioniero a Malta per un periodo. Nel 1815 abbiamo detto che Barzoni ritorna in Lombardia, ma ha fatto ritorno anche Niccolò Pasqualigo, che questa volta si reintegra nella flotta dell'impero d'Austria. È nato in Lombardo-Veneto, e Niccolò Pasqualigo fa parte della flotta
del Regno Lombardo-Veneto, è ammiraglio, questa volta raggiunge quindi il massimo grado, e proprio nel 1815 partecipa alla spedizione austriaca contro i pirati barbareschi. Per cui ho citato appunto l'esistenza, la biografia, la carriera di ufficiale di Niccolò Pasqualigo per mostrare l'esempio di un soldato sul mare che, essendo vissuto a cavallo tra due secoli, tra la difficile conclusione del Settecento e la prima parte dell'Ottocento, ha vissuto dei cambiamenti politici e ha dovuto scegliere da che parte stare, e ha fatto appunto carriera in diversi eserciti. È chiaro che c'è il principio del legittimismo. Un personaggio come Barzoni, che possiamo a pieno titolo considerare un legittimista, è sempre stato contro Napoleone. Anche altri personaggi veneti hanno fatto le stesse scelte, anche degli ufficiali veneti hanno scelto di essere sempre contro Napoleone, che aveva distrutto la Serenissima. C'è anche da dire, in difesa di Niccolò Pasqualigo, ma più che altro per capire meglio la sua mentalità, il suo modo di ragionare, la sua vita, che oltre al principio del legittimismo c'è anche una questione di tradizione delle famiglie, tradizione nautica delle famiglie veneziane, tradizione marinara, marinaresca, servire la marina per tradizione, per vocazione. Evidentemente Niccolò Pasqualigo aveva sentito che non poteva fare a meno di servire la marina come vocazione di vita, e quindi l'ha servita sotto tutte le bandiere che si sono alternate, concludendo la sua carriera sotto gli austriaci dopo aver cambiato una, due, tre, quattro volte schieramento. Però è successo a lui come marinaio, ma è successo anche a tanti soldati su mare e su terra. Quindi ho pensato di citare, ecco, questa interessante biografia per il vostro gruppo di studiosi, di ricercatori, di appassionati. Allora, se vi fa piacere sapere di più sulla prima parte del Risorgimento in Lombardia, sulla vita di Vittorio Barzoni, sull'opposizione di Vittorio Barzoni a Napoleone, sapere di più sulla sua vita come scrittore, e sapere anche appunto la storia di questa sua polemica legata alla battaglia di Lissa del 1811, e avere anche qualche piccola notizia biografica sull'ammiraglio Niccolò Pasqualigo, vi invito ad acquistare il mio libro Due storie di mare di Vittorio Barzoni. Nella descrizione del video troverete i miei contatti e me lo potrete ordinare. Spero di poterlo anche presentare in presenza presso le librerie e gli enti che decideranno, accetteranno di ospitarmi. Anzi, rivolgo anche un appello a voi: se avete voglia di organizzare una presentazione di questo libro, io sono disponibile. Penso che l'argomento sia interessante, poco conosciuto, e vi ringrazio per la vostra attenzione. Quindi un grande saluto a tutto il gruppo Soldati Dimenticati, i Veneti nell'esercito austriaco. Ciao a tutti!